Non avevo dubbi che Ennio avesse scelto Tombolo come ultimo luogo per un saluto a lui e alla sua persona. È sempre stato legato al suo territorio, tanto da non cambiare mai la residenza, che è sempre stata qui a Tombolo. È un impegno logistico e anche di sicurezza non indifferente. Tornerà venerdì pomeriggio nella sua Tombolo Ennio Doris. Sabato mattina alle 8:30 l'apertura della Camera Ardente nella sua residenza. Alle 14:30 il funerale celebrato dal parroco Don Bruno Cavarzan nella chiesa di Sant'Andrea. Ore febbrili di lavoro per la comunità impegnata nel rendere omaggio a un grande concittadino, un amico fraterno, un grande benefattore. Nel comune saranno allestiti 3 maxi schermi, nel sagrato della chiesa una tensostruttura in grado di ospitare 600-700 persone, 140 le autorità attese, il presidente del Veneto Luca Zaia, Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, il regista Ferzan Ozpetek e molti altri. Ma saranno tanti anche gli amici che vorranno essergli accanto nell'ultimo viaggio. Nelle vie d'accesso al comune saranno posizionati varchi per il controllo del Green Pass. Dalle 13 chiuse le provinciali da San Martino di Lupari e da Cittadella. A vigilare gli uomini della protezione civile, i carabinieri in pensione, donne e uomini delle forze dell'ordine. È un momento impegnativo per la nostra comunità e dobbiamo affrontarlo come lo avrebbe sempre affrontato lui, col sorriso e con la volontà di costruire un qualcosa di bello per il futuro.